Allora, eccoci insieme, parliamo del cammino verso la riforma delle IPAB. Con chi lo facciamo? Beh, non potevamo non avere in studio, abbiamo il piacere di avere qui con noi naturalmente da un lato l'assessore alle politiche sociali della Regione del Veneto, Arianna Lazzarin, grazie di essere qui con noi. Manuela Lanzarin. Manuela Buonasera, Lanzarin, grazie a voi. Un lapsus. Ci sta per raggiungere Fabrizio Boron, presidente quinta commissione della Regione del Veneto, che rappresenta appunto la commissione interessata a questo. E poi abbiamo naturalmente, non poteva mancare, Rita Turati, segretaria generale regionale dello SPCGL, grazie di essere qui con noi, che si stanno lavorando, battendo molto perché ci sia un'interazione, insomma, per discutere ampiamente di questo tema. Vittorio Casarin, presidente Centro Servizi Bonora Campo San Piero, grazie di essere qui. Buonasera, e quindi rappresenta una casa di riposo, possiamo dirlo, insomma, è una struttura anche importante del territorio. Sarebbe un centro servizi per l'esattezza. Esatto. Giuseppe Franchi, direzione regionale funzione pubblica CGIL Veneto, ovvero i lavoratori e le lavoratrici soprattutto di queste strutture. Allora, io vorrei incominciare proprio con lei, Presidente Casarini, so che non se l'aspettava, però parla la struttura, parla a questo punto il centro, qual è la situazione attuale in cui voi vi trovate? Così dopo la sua presentazione, alle dinamiche, alle problematiche eccetera, può ben innestarsi con le obiezioni, tanto chi rappresenta i lavoratori quanto le parti sociali, naturalmente l'assessore e chi rappresenta le istituzioni. Vediamo un po' di raccontare. Sì, ovvio lei non conosce solo questa perché ha conoscenza anche di altre strutture, sì. Però quindi... Il centro servizi Bonora di Campo San Piero è una struttura, diciamo, medio-grande. Abbiamo 267 posti e una copertura che va dai 230 ai 250 in media, insomma, come occupazione. E io sono entrato nel 2013 e mi sono accorto immediatamente che strutture di questa natura evidenziavano dei problemi non tanto dal punto di vista del servizio e dell'organizzazione, perché bisogna dire che è una buona casa di riposo, con gente responsabile. Sento io adesso che sono 3 anni e mezzo, quasi 4, che sono lì, gli apprezzamenti da parte dei familiari, dei cittadini, li conosco in gran parte, per cui c'è anche una certa confidenzialità. Il problema invece è di natura economica. Aspetti un secondo proprio per spiegare anche a chi non è dentro le cose. L'età media dei residenti e la tipologia di problematiche che hanno queste persone. E ci sono liste d'attesa oppure è cambiato qualche cosa nel tempo? No, lista d'attesa no, perché abbiamo anche delle tariffe abbastanza sostenute. Noi in pratica abbiamo tutti i servizi in media che la Regione ha concesso, perché abbiamo sia i casi gravi. Quindi la non autosufficienza praticamente. Sì, abbiamo i casi gravissimi che sono la maggior parte. Fa conto che ultimamente siamo arrivati credo all'80%, perché la situazione si aggrava ogni giorno in più. Poi abbiamo i medio gravi. Di autosufficienti ne abbiamo solo 7 su 235 che ne abbiamo adesso, no? E poi abbiamo però il servizio dell'hospice, che sono i malati terminali. Abbiamo il lungodegenti, abbiamo il diurno, facciamo attività giornaliere per una ventina di anziani e siamo coperti al massimo. Abbiamo chiesto anche in Regione, speriamo che ci rilasciano altri 10 posti, perché abbiamo una domanda molto alta. È un servizio questo, ad esempio, che gli anziani l'hanno sposato, e le famiglie in particolare, perché prima c'era un'occupazione di 6-7, dai 5 ai 7 persone. Adesso che abbiamo esteso il servizio per un periodo più lungo, dalle 7 del mattino, 7 e mezzo, che andiamo a prelevarli. Voi andate a prenderli quindi? Sì, è un servizio completo anche molto economico, perché sono 35 euro, e sono 32 più 5 di trasporto, quindi 37 euro. Li prendiamo a mattina. 37?
giornaliere, giornaliere, 37 euro giornaliere, 32 più 5 di trasporto. E prima si andavano a prendere tardi alle 9 per portarli a casa alle 4, è ovvio che non soddisfava le esigenze dei familiari. Adesso prima delle 8 sono già in centro e le diamo la colazione, le diamo il pranzo, le diamo la merenda, la cena prima che vadano a casa, se hanno bisogno di servizi di lavaggio o di fare la doccia, eccetera, no? E alla sera li portiamo a casa verso i primi alle 5:30 fino alle 7. E poi abbiamo il centro sollievo per quanto riguarda l'Alzheimer, che è un servizio anche questo che si dovrà ampliare perché casi di Alzheimer aumentano ogni giorno di più e le problematiche delle famiglie sono molto grandi perché è una malattia difficile, cioè che ancora non si capisce, non si sa neanche come trattare il soggetto. E quindi noi con la struttura pubblica, con l'USL, no, le diamo un sostegno alla famiglia e quindi facciamo degli incontri. C'è il sociosanitario integrato. Sì, quindi i servizi li abbiamo tutti. Il problema, e poi chiudo, i problemi sono, ti dico, di natura economica alla fine, per 3 motivi. Uno, noi abbiamo un invecchiamento cioè abbiamo casi molto gravi e anziani che hanno, la maggior parte arrivano dai 90 ai 104 anni, ne abbiamo anche uno a 105 di verità quest'anno, no? Sono gravissimi, quindi hanno bisogno di un'assistenza che non è più l'assistenza media, ma quindi bisogna avere un carico di personale che a noi come struttura, rispetto a una struttura privata, abbiamo un carico che è quasi del 78% di spesa. Cioè, su 10 milioni di euro che abbiamo di bilancio, ne spendiamo 7 milioni e 8 solo di personale. Con gli altri 2 milioni e 2 dobbiamo gestire. E qui si è aperta una conflittualità con i sindacati, perché mi hanno messo anche le bandiere, e io dico, beh, facciamo festa, perché bisogna che in qualche modo, per far quadrare i bilanci, se non vogliamo aumentare la retta, dobbiamo fare delle economie, tra i quali anche sul personale. Poi hanno aperto un'avvertenza perché io, vista la situazione che non sono in grado di far quadrare il bilancio, e dico, vabbè, vediamo di puntare sulla fondazione, perché i privati hanno dei vantaggi di natura fiscale che rispetto a una struttura come la nostra, facendo i paragoni, tra l'IRAP, che dopo magari approfondiremo cos'è, e tra, diciamo, quelle che sono tutte le malattie e quant'altro, cioè, noi abbiamo una spesa superiore di 600.000 euro all'anno. Se io li avessi, potrei fare non solo una riduzione delle tariffe, ma potrei fare anche degli investimenti che oggi devo andare alla carità dagli enti sovrastanti, dalla fondazione, del comune, dalla provincia, eccetera, cioè dalla regione, eccetera, per poter fare delle opere. Ma il problema grosso poi è quello delle impegnative, che non so se è il caso che mettiamo sul piatto anche questo, ma per un inciso, dicevo prima che noi abbiamo dei pazienti, ma non solo noi, tutte le IPAB hanno degli ospiti che hanno una patologia gravissima, no? In media, perché i privati cercano di sbolognarli. Noi abbiamo gente che viene, ad esempio, da luoghi dove ci sono delle strutture private e le domandiamo perché non siete andati su quel posto. E ci dicono che non hanno posto o non sono attrezzati per i casi come quello che si presenta. Verosimile. Ma non è un caso, ne abbiamo 10-12 all'anno. Allora vuol dire che noi siamo, stante la situazione, diventeremo veramente un cronicaio, che non è giusto, perché deve essere un centro
aperto, ma che sia i gravi, i meno gravi e anche quelli che portano una ventata anche di gioventù, diciamo, tra la terza età. Per rendere più piacevole, sì, il possibile ecco, mi capite? Allora dico, e questo non va bene. Allora dico, la struttura pubblica, la regione, vuole che noi esistiamo ancora, perché abbiamo una funzione per queste situazioni, però deve darci una mano in termini economici. Nel 2012 è stato tolto la diversificazione della contribuzione della quota sanitaria, la famosa impegnativa, no? E l'ha livellata, per cui chi ha dei servizi in termini di personale, chi investe il personale maggiori, è ovvio sono penalizzati. È libera scelta. E allora l'altra, perché con l'assessore abbiamo, io spero che quel nuovo proposta di legge, no, la 25, che è in discussione, adesso c'è qua anche il Presidente. No? È arrivato infatti il Presidente Quinta Commissione Fabrizio Boron, ci ha raggiunto. Ecco, si possa fare un ragionamento, ma non che le strutture pubbliche abbiano più risorse. Io dico, chi è più bravo dopo è nel mercato e se la gioca. Ma quantomeno che siamo alla pari. Se noi facciamo un servizio aggiuntivo, ad esempio per i casi gravissimi, quantomeno riconoscetemelo questo, perché ha un valore sociale, se no dove vanno questa gente qua? Li sbattiamo tra l'ospedale e la casa perché la casa di riposo non vuole più accettarlo? Cioè, se noi pubblici dovessimo rifiutare quello che fanno i privati, no? Dove va a finire questa gente qua? Una è questa. La seconda cosa, dico, e chiudo, le impegnative, che è la contribuzione che la Regione dà ad ogni ospite, no? Che ne ha i requisiti, è ovvio. Cioè, prima dovrebbe avvantaggiare il servizio pubblico. Infatti all'assessore le abbiamo posto anche questo quesito. In questa valutazione che si sta facendo della nuova normativa, no? Dobbiamo mettere in campo quegli accorgimenti e quelli, diciamo, modifiche, tale per cui l'ente pubblico, ripeto, possa vivere, non che abbia un privilegio. E quindi le impegnative, che sono una risorsa del pubblico, deve essere prima avvantaggiato il pubblico perché dà delle garanzie aggiuntive, va bene, e dopo anche il resto distribuirle ai privati. Ma prima soddisfare quella che è la necessità del pubblico e poi al privato. Certo. Ultima cosa, la retta per il cittadino, quanto si aggira circa? Noi abbiamo una retta abbastanza alta perché, cioè, come ti dicevo, abbiamo parecchio personale, anche se ho minacciato di lasciarne a casa un pochi, no? Per quello si è scatenato la fine del mondo. Beh, Adri hanno già manifestato, no? Ad Adri hanno manifestato sabato, quindi. Ecco, ma alla fine siamo costretti, perché se, ciao, viva Dio, vi ripeto, noi abbiamo un carico del personale che è al 78% e il pubblico va a una media di 72-70%. Del 78, 80, contro ad esempio quello del privato che si aggira del 50 al 60, 56-60. Chiarissimo, quindi questa è un po' la panoramica. Adesso vediamo di svilupparla insieme, no, dopo torniamo su questi temi perché tanto ne ha tirati fuori diversi. Assessore, allora, che cosa obiettate? Perché dopo sentiremo anche le parti sociali che rappresentano... Facciamo un po' il punto della situazione, no? Allora, noi ci troviamo oggi a legiferare il famoso PDL 25, riforma delle IPA, perché il Veneto è una delle regioni che non ha ancora legiferato e quindi non ha ancora attuato i dettami dalla riforma Crispi in poi. No? Altre regioni l'hanno già fatto. Le altre regioni l'hanno già fatto, però non è male, io dico arriviamo tardi, però secondo me oggi abbiamo anche tutte le condizioni per cercare di dare una lettura, una fotografia globale della situazione e quindi capire anche quali che sono i problemi reali che stanno emergendo oggi in tutta la loro natura, nel senso oggi effettivamente i momenti di tensione ma anche un po' le debolezza del sistema si sta vedendo, insomma noi abbiamo diverse strutture che sono in crisi, ne posso citare qualcuno, posso citare
Iras di Rovigo, piuttosto che il Configliacchi qui di Padova, piuttosto che Badia Polesine, Isola della Scala, insomma, quindi variegate in tutto il Veneto, che comunque cominciano e sono in crisi, insomma, e sono anche quelle che sono commissariate anche in parte dalla Regione del Veneto, alcune non tutte. E quindi arriviamo tardi, però io credo abbiamo anche la fortuna di dire cerchiamo di fare una riforma che guardi a 360 gradi il problema dell'anziano, mettendo in campo tutte quelle che sono le politiche per l'anziano, perché il presidente Casarin ha un po' fatto l'elenco anche di cosa c'è all'interno del centro servizi Bonora. Si chiama centro servizi proprio perché, perché poi voi sapete, insomma, sui vocaboli c'è una forte discussione, quindi case di riposo era riduttivo, era un po' arcaico, quindi si è coniato il termine di centro servizi. Ma il centro Noi servizi, lo usiamo per far capire a tutti di cosa stiamo parlando. Il centro servizi è anche appropriato perché effettivamente sono diventati dei poli funzionali, nel senso in cui all'interno non c'è solo la residenza, quindi la casa di riposo per gli anziani, ma c'è il centro diurno, quindi la semiresidenzialità, in alcuni casi c'è anche la domiciliarità e quindi tutto quello che è legato alla domiciliarità con i comuni, ci sono i centri sollievo, quindi quelli caratteristici per l'Alzheimer. Oggi ci sono in alcune anche le famose strutture intermedie, quindi l'unità riabilitativa territoriale come c'è già al Bonora di Campo San Piero, gli ospedali di comunità, i famosi ospedali di comunità di cui si sta tanto discutendo, ci sono gli hospice, ci sono... Cioè quindi un blocco bello... Diciamo hanno all'interno molti dei servizi sociosanitari. E noi dobbiamo lavorare su questo, io credo. Allora, la situazione qual è oggi? La situazione oggi è che abbiamo un numero di strutture accreditate molto grande, molto forte, parliamo di circa 33.000 posti accreditati in Veneto, quindi che hanno già fatto tutte le procedure amministrative, perché nella scorsa legislatura c'è stata un po', diciamo, un'apertura, vogliamo chiamarla così, dell'accreditamento che ha creato i problemi che oggi abbiamo. Perché a fronte di 33.000 posti accreditati in Regione Veneto, noi oggi abbiamo circa 25.000 quote di rilievo sanitario, che è la quota che la Regione mette a disposizione dopo che l'USL ha fatto la famosa scheda SVAMA, scusate, la SVAMDI è quella per la disabile, e quindi ha dato il punteggio all'anziano e poi se l'anziano rientra con un punteggio di un certo tipo può avere diritto a una quota che varia dai 49 giornaliera, quelli più leggeri, ai 56, quella sempre giornaliera dei più gravi, quindi i più gravi hanno 56 dalla Regione al giorno. Il resto è quello che mette la famiglia, la famosa cosiddetta quota alberghiera. Quindi noi abbiamo 25.000 quote in tutto il Veneto per 33.000 posti. Quindi vuol dire che noi abbiamo un numero di posti enorme rispetto alle quote che noi oggi abbiamo. E già qui c'è quindi un problema perché crea tutta una serie di una competizione tra le strutture, perché con la liberalizzazione cosa c'è stato? Che ci sono state molte strutture nuove, quindi anche appetibili, perché una struttura nuova insomma diventa appetibile, con anche non una struttura pubblica ma una struttura che fa capo quindi a un ente privato che può essere la fondazione oppure la cooperazione sociale, con dei contratti anche quindi che sono diversi rispetto a quelli del pubblico e quindi possono permettersi anche una quota agevolata, una quota diversa, ecco qui quindi che si è creato anche tutta questa competizione, tutta questa diciamo disequilibrio e non equità nel territorio. E quindi questo è il primo problema, cioè il numero degli accreditamenti rispetto alle quote che oggi noi abbiamo. L'ideale sarebbe aumentare le quote, però voi sapete benissimo come sono le risorse regionali. Stiamo parlando in questi giorni del fondo non autosufficienza, quindi dei tagli romani che sembrano comunque essere stati ripristinati, però non ci permettono insomma di aumentare di chissà che livello le quote, perché poi dovremmo, io penso, aumentare eventualmente la quota pro capite, perché i 49-56 sono fermi da 5 anni con un carico assistenziale invece molto alto e quindi è chiaro che già quella insomma è molto bassa rispetto a oggi, perché oggi hanno un carico assistenziale altissimo, nel senso effettivamente nelle strutture arrivano le persone gravi e non c'è più la persona che entra in casa di riposo, uso casa di riposo così ci capiamo certo, meglio, proprio per aiutare entra in casa di riposo e rimane 5-10 anni.
oggi arrivano in caso di riposo quando in famiglia non ce la fanno più a tenerlo, e quindi c'è un turnover nelle case di riposo anche di 3 mesi, 6 mesi, cioè uno arriva proprio alla fine, dura pochissimo all'interno della struttura. Quindi è cambiato proprio anche tutto il sistema. Da qui credo quindi la necessità da parte dell'ente legislatore regionale di effettivamente guardare la riforma nel suo complesso e di pensare come andare incontro a questi problemi che si sono creati, all'invecchiamento della popolazione, alle esigenze di una prestazione socio-sanitaria, assistenziale molto forte, al disequilibrio che ci sono tra i posti accreditati, i posti e le quote appunto assegnate, tra anche la concorrenza che c'è, perché oggi il problema forte è quello che le strutture pubbliche non ce la fanno più, chiedono se possibile quindi di trasformarsi in fondazione di diritto privato per avere delle agevolazioni, che sono le agevolazioni legate all'impostazione fiscale, la famosa IRAP, perché oggi il pubblico ha un IRAP all'8,5, il privato ha un IRA al 3,9, previsto per legge. Quindi loro dicono questa differenza chiaramente penalizza il pubblico. E poi tutto il problema legato al personale. E qui si apre un altro capitolo perché il contratto del pubblico ha tutta una serie di diritti, doveri, insomma, legati a quello che è il contratto del pubblico. Il contratto privato non li ha, e quindi non so, c'è la citazione alle 104, perché chiaramente essendo strutture in cui c'è una presenza femminile molto forte, l'utilizzo della famosa 104 è molto forte. E poi ci sono le maternità, quindi insomma con comunque un impatto importante. Mentre poi ci sono le altre situazioni, quindi di contratti, quindi del privato, della cooperazione, che creano anche, io credo, e quindi su qua credo che anche il sindacato è d'accordo, dei lavoratori di serie A e dei lavoratori di serie B. Tieni conto, posso interrompere? Sì, solo una cosa, dopo andiamo in pubblicità, ritorniamo sul tema. Ma è solo per dare una precisazione. La differenza tra un privato e un pubblico sull'IRAP e sulle malattie e quant'altro, fatto alla lettera, per una struttura di 200 persone, cioè addetti, si tratta di 600.000 euro, non è poco. La differenza è grande. Non è poco. Sono tanti soldi, assolutamente. Allora, abbiamo diverse questioni qui che sono aperte. Io direi andiamo pochi secondi in pubblicità, poi quando rientriamo possiamo anche affrontarlo e vedere un po' quali altri aspetti emergono, come risolverli poi.